Una nobile causa. Nel titolo c'è anche la filosofia del film, commedia drammatica sullo sfondo dell'aristocratica campagna veneta. Lungo il Brenta, tra ville veneziane che riecheggiano splendori antichi, si vivono le atmosfere della crisi sociale e culturale più moderna. Storie di esistenza in bilico tra menzogne e verità, tra la vittoria e la sconfitta del gioco d'azzardo. Il capitalismo porta anche a queste piccole aberrazioni. Ci sono famiglie rovinate proprio perché magari il figlio o il padre, ma anche la madre a volte, come nel film, il demone del gioco ha preso. Il primo ciak tra le nobili architetture di Kazan e Martin sulla riviera del Brenta. Da qui si dipanano le labirintiche trame del film, che con il codice espressivo della commedia esplora i temi bui e drammatici della dipendenza dal gioco d'azzardo, che però non è l'unico elemento di riflessione del film. Non vorrei ridurlo ad un film sul gioco, perché non è un film sul gioco d'azzardo, è un film che racconta delle storie, su cui c'è anche il gioco d'azzardo, ci sono dei problemi familiari, ci sono dei equilibri familiari, ci sono delle situazioni che possono capitare tutti i giorni. La narrazione si muove su due piani emotivamente intensi che a sorpresa si intrecceranno in un finale inaspettato. Il film, pronto per la fine dell'estate, punta alla mostra del cinema di Venezia. Gliel'auguro di cuore, se non altro non perché magari Venezia sia chissà quale traguardo, ma comunque insomma è un punto di grande visibilità, di riconoscimento di qualcosa che si è fatto, per cui me l'auguro di cuore. Il cinema in Italia è in crisi, ma si vedono già i primi germogli. Così questo film, che nasce oggi, diventa l'occasione per rilanciare la cultura e le arti, compresa quella cinematografica, come settori su cui puntare per uscire dalla crisi. Questa leggenda che con la cultura non si mangia è veramente una balla colossale. Prima di tutto perché la cultura produce civiltà e questo a catena produce anche una società meno drammatica, meno difficile da sostenere. E secondo perché è un vero e proprio investimento la cultura. Nessuno si è mai chiesto quanto indotto produce un teatro o il cinema.